accomodatevi, il nostro caro Gennaro Corricino, buonasera. Cantanova, stiamo un'emozione qua in casa vostra, grazie di averci ospitato. Allora, quest'anno noi ricordiamo che la Paranza Corricino è presente dal 1975. Scusami se mi posso sbagliare, correggimi. E questa dovrebbe essere la 31esima presenza al GP di Nova. 41esima presenza, scusa, non sbaglio di 10 anni. 49 di presenze, 41 anni? No, di presenza. No, presenza, parlo 31 presenze. Non lo so. 31 presenze, sì. Noi abbiamo sulla nostra pagina di statistiche, noi c'erano 41 anni di storia. Allora, quest'anno ogni anno sicuramente è diverso. Ogni anno di musica diversa. Cambia la posizione, cambia tutto. Quindi quest'anno dalla villa. Allora, quest'anno sì. Quindi sarà tutto andrà tutto benissimo, Romano. Naturalmente quello di sempre cercare qualcosa, anche si sta cercando di fare qualcosa, fondazioni, comune, associazioni. Noi parliamo di fondazioni, ma non ognuno fa la persona si organizza, si fa, si dice, alla fine questa è una cosa dipende da altre persone, quando lo dicono è una questione purtroppo settimane un po' anarchica, nel senso che ci sono le regole, però poi bisognerebbe rispettare. Penso che adesso non ha bisogno di ma Paloma noi le persone la regola non serve a niente. Parole preziose, quindi le regole. La regola ma dopo di legamento, non di legamento, non ha rispetto, non serve a niente. Devono stare dei principi che devono essere rispettati, devono essere rispettati da tutti. Si offre il prezzo si offre per via, oltre la regola non ha regola, quindi deve essere l'uomo che deve essere di principio a rispettare se stesso, non per rispettare sempre forti per quest'anno alla grande difendiamo. In 41 anni anche noi la spalla quest'anno se avremo piacere. In 41 anni ricordo più bello e ricordo più brutto. Allora, bello ci suggeriva, ricordo più bello senza Mio padre è dell'85 quindi quasi tutti gli anni c'erano qualcuno in particolare, però non voglio offendere né il mio padre sicuramente lo fa. Se ricordiamo un particolare casino. Vabbè, speriamo che quest'anno sia quello che va dopo l'86, sia il secondo più bello, il vostro padre non potrà essere sostituito, sicuramente sarà sempre l'anno più bello. Quindi speriamo che sia quello successivo all'86, quest'anno peraltro 96, 2006, 2016 ci sarebbero 30 anni dopo mettere al secondo posto la festa più bella. Grazie. Grazie Gennaro, grazie.